Italia dei Valori, il partito della legalità, per andare in Europa a testa alta, per avere al centro il lavoro, per avere al centro i diritti e la solidarietà, per avere un fisco che sia uguale per tutti in Europa, dove le nostre aziende piccole e medie pagano le stesse tasse delle altre aziende in Europa, il 46% in Italia, il 21% in Europa. Non è possibile. Le banche devono finanziare le imprese italiane e le famiglie al 2% come accade in Germania e non al 10-12%. Noi vogliamo un'Europa diversa, un'Europa della solidarietà, un'Europa dove il paese più forte aiuta il più debole a diventare più forte e insieme si cresce. E vogliamo un'Europa che trovi un'Italia dove non c'è corruzione. È ripartita Tangentopoli, stanno ancora a prendere dagli appalti per spartirsi la torta. Un partito come l'Italia dei Valori, che è nato da mani pulite, da quella stagione, oggi rilancia il tema fondamentale. No alla corruzione, no all'illegalità, soltanto rispettando la legge, soltanto rendendo conveniente il rispetto della legge, il nostro Paese potrà entrare a testa alta in Europa. Per questo ringrazio tutti coloro i quali vogliono dare una mano all'Italia dei Valori, vogliono credere in questo percorso di cambiamento. Voglio ringraziare in particolare anche la comunità dei sordi italiani e tutti quelli che insieme con noi vogliono fare questo percorso di legalità.